Il Catania per togliersi dalla zona bassa della classifica, il Palermo per bissare il successo di Coppa Italia. Amici della Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio e benvenuti all'Angelo Massimino che per la prima volta nella sua storia ospita una partita di calcio femminile e quale migliore occasione se non uno dei derby più caldi d'Italia, il derby della Sicilia. Un saluto da Matteo Bonacorsi, va in scena la 18ª giornata del Girone C ed è anche la terza partita tra Catania e Palermo per quanto riguarda quest'anno. All'andata è finita 2-0 per la formazione di Pierpaolo Alderisi, assegno Vitale e Cammarata. Entrambe hanno siglato nel secondo tempo, era il 22 di settembre, poi si sono incontrate anche in Coppa Italia dove ha avuto la meglio il Palermo per 2-1, vincendo anche il girone e portandosi così agli ottavi di finale della Coppa che affronterà il Lecce nel prossimo 2 di marzo, mentre invece il Catania ha fatto 2 vittorie, 6 punti, ma non è bastato per passare il girone. Sarà anche l'incontro tra due allenatori, Pierpaolo Alderisi e Rosalia Pipitone, che hanno entrambe un passato e anche un percorso simile, dato che Alderisi è arrivato quest'anno al posto di un totem per quanto riguarda il Catania. Peppe Scuto, che ora è diventato il responsabile dell'area tecnica, ha allenato per 15 anni la femminile del Catania. Dall'altra parte invece Rosalia Pipitone, anche lei è arrivata quest'anno dopo Antonella Licciardi, che è stata per ben 30 anni alla corte rosanero. Sarà quindi non solo Catania-Palermo, sarà anche Alderisi contro Pipitone, ma intanto andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda il girone C, che vede Gelbison comandare con 39 punti, Frosinone 38, Roma Calcio Femminile 38, Trastevere 37, Salernitana 27, Matera Città dei Sassi 25, Palermo 24, Lecce 23, Villaricca 21, Grifone Giallo-Verde 20, Catania 16, Montespaccato 10, Siracusa e Nitor Brindisi 6 e infine il fanalino di coda Giovanile Rocca con 2 punti. Non solo Catania-Palermo per quanto riguarda questa giornata, intanto si è già giocato il match tra Salernitana e Gelbison terminato 0-0. Le altre partite che si disputeranno sempre in quest'ora alle 14:30: Giovanile Rocca, Nitor Brindisi, Montespaccato, Lecce, Roma Calcio Femminile, Matera Città dei Sassi, Siracusa Villaricca, Trastevere, Grifone Giallo-Verde. Per questo turno riposerà il Frosinone. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi dritti per il primo tempo di Catania-Palermo. Ah, e la Lega manda una partita a settimana live? E la Lega manda una partita. Quella di cartone, diciamo. Anzi.
Ben ritrovati amici della Lega Nazionale Dilettanti, le squadre ancora non sono entrate nel rettangolo di gioco, il Catania che è stato protagonista in questa sessione di mercato invernale ha acquistato infatti Ornella Visalli dalla Torres, Maria Picchirallo dalla Matera e Young dalla Sicula Leonzio, le ultime due giocheranno dal primo minuto. Andiamo infatti a vedere la formazione per quanto riguarda il Catania con 32 in porta, difesa 3, Gaglio, Pietrini e Papaleo, centrocampo con Fiorile e Musumeci a destra e a sinistra ad aprire e a chiudere la linea dei centrocampisti con Cammarata in cabina di regia, ai lati Lantieri e Basilotta, in avanti il tandem Picchirallo e Young, le due neoacquiste a guidare appunto l'attacco di Pierpaolo Alderisi per questo derby. Invece andiamo a vedere per quanto riguarda sponda rosanero, il Palermo schiera Biundo in porta, difesa a 4 con Incontrera a destra, Navarro a sinistra, i due centrali Priolo e Leto, centrocampo a 3 con Piro, Viscuso e Cancilla, in avanti Chirillo, Coco alle spalle di Dragotto. Il Palermo invece che ha portato in campo a segno 15 calciatrici in questa stagione, 14 in campionato più 1 in Coppa Italia, quindi è una squadra che porta tante calciatrici lì nei pressi della tre quarti avversaria, dentro l'area di rigore, proprio per far male all'avversario. Giocherà quindi Ilenia Viscuso in cabina di regia, lei ex Empoli, originaria di Palermo, alla sua quinta stagione in rosanero. Intanto qui vediamo inquadrate le bambine appena fuori dal tunnel. Ovviamente questa è una partita che significa molto per il calcio femminile, per il suo movimento e anche per quanto riguarda la terra siciliana, dato che negli ultimi anni hanno comunque sia portato tante calciatrici a far parte e a essere anche protagoniste della rappresentativa nazionale del nostro paese. Qui ancora le squadre che sono dentro il tunnel, sicuramente si staranno preparando al meglio. Arbitrerà il signor Andrea Reali di Foligno, i due assistenti sono Aldo Della Iera e Angelo Gudisano di Acireale. È la terza giornata di ritorno quanto riguarda il girone C. Nell'ultimo turno il Catania ha riposato, mentre invece il Palermo ha vinto l'altro derby siciliano contro il Siracusa per 4-0. Il prossimo match il Catania verrà ospitato dal Villaricca, mentre invece il Palermo riposerà. Palermo che è attualmente settimo in classifica, 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 33 gol fatti e 21 subiti, quindi un più 12 per quanto riguarda la differenza reti. Il Catania invece è undicesimo, quota 16 punti a meno 4 dal Grifone giallo-verde con quota 20. Il Catania però ha già riposato, così come il Lecce, quindi ha una partita in meno rispetto ai giallo-verdi. Catania che ha collezionato 4 vittorie quest'anno, 4 pareggi e 7 sconfitte, un complessivo di 23 nei gol fatti e 27 subiti, in una differenza reti di meno 4. Qui ancora non si presentano Catania e Palermo. In uscita invece per quanto riguarda la squadra di Pierpaolo Alderisi in questa sessione di mercato, Puglisi andata all'Alfa Sport San Gregorio, mentre invece Petruzzella al Molfetta. Palermo, come già detto nell'introduzione, ha vinto la Coppa Italia e ha vinto il girone di Coppa Italia con Giovanile Rocca, Siracusa e Catania. Il prossimo 2 marzo giocherà fuori casa il match degli ottavi di finale contro il Lecce. Attacco affidato quindi alle novelline per quanto riguarda Alderisi, Young e Picchirallo. Subito protagonista Young, la senegalese nata e cresciuta a Catania, lei che è arrivata appunto nel dicembre del 2024, 4 gol in campionato più 1 segnato in Coppa Italia, 4 gol nelle ultime 3 partite, sempre in gol. La numero 67, ovviamente togliendo l'ultimo turno
ovvero quello in cui il Catania ha riposato. Lei che ha giocato in Serie A alla Lucerna in Svizzera, comunque sia, è tornata nella sua terra natia. Dall'altra parte invece, per quanto riguarda il Palermo, Chirillo, Drago e Coco a comandare il reparto offensivo rosanero. Spicca Diana Coco, 2 gol in campionato più 2 in Coppa Italia. Lei che invece è nata a Catania, quindi diciamo che questo derby lo sente come sesta stagione per la numero 11. Ha esordito proprio nella Catania a soli 14 anni, ha fatto anche l'esordio così piccolina in Serie C, poi hanno vinto il campionato andando proprio in Serie B e lei comunque ha collezionato qualche presenza nel secondo campionato maggiore femminile, poi è andata alla Nebroti, alla Lacese e infine dal 2019 si è staziata qui alla Palermo, ormai da 6 stagioni. Diana Coco che è stata tormentata dagli infortuni nel 2021, nel 2022 e infine l'ultimo nel 2023 dove si è rotta il crociato. Intanto qui entrano le squadre in campo, Catania e Palermo. A comandare ovviamente il signor Andrea Reali di Foligno. Capitan Piro per quanto riguarda il Palermo. Invece Pietrini per il Catania a posizionarsi al centro del campo. Classe 2001, Luana Pietrini, nata a Catania, è la 171esima presenza per la numero 2 di Alderisi. Quest'anno è stata sempre in campo tranne nelle partite contro il Frosinone e il Lecce, dove il Catania è uscita sconfitta da quelle 2 gare. La stretta di mano delle 2 capitane. Sicuramente oggi una partita molto sentita, non solo per la rivalità che c'è in Sicilia, ma anche appunto perché è la prima gara in uno stadio così importante per quanto riguarda il calcio femminile. Qui ovviamente devono passare prima le bambine e poi le calciatrici. Fari puntati anche su Desiree Chirillo, 6 gol in campionato, 2 invece in Coppa Italia, 3 gol nelle ultime 2 partite. Lei che è una ex nazionale under 15, giocato anche nel Cosenza lo scorso anno, è stata titolare della rappresentativa nazionale al Viareggio Cup. Hanno perso in finale contro l'Under 19 del Milan. Lei segnò un gol in quel torneo nel 5-0 contro il Winchester United. Intanto le squadre che a brevissimo prenderanno il loro posto nel campo. In porta per il Catania gioca la classe 2005, nata a Bari, Elisabetta 32. Che è stata lei, come le sue colleghe non solo del Catania ma anche del Palermo, sono state scelte per quanto riguarda lo stage della rappresentativa Under 20 di Marco Canestro a Catanzaro scorso 19 dicembre. Per quanto riguarda il Catania 32, Musumeci, Gaglio e Sciuto. Per quanto riguarda invece il Palermo, Bonanno, Gippetto, Giuliano e Lamantia. Palermo si è posizionata in campo, ora si aspetta il Catania che si carica fino all'ultimo secondo. Il primo pallone verrà giocato dalla squadra di Alderisi. Eccola inquadrata invece Alessia Cammarata, 4 gol per lei in questa stagione, più 1 in Coppa Italia. Strano posizionamento del Catania, ci sono 4 calciatrici in alto al vostro teleschermo,
Come vedete intanto è iniziato il derby della Sicilia con questo lancio in avanti pescato da Priolo in difesa. Rimessa laterale, la prima, dopo 10 secondi di questo pomeriggio, se la giudica il Catania. Andrà a battere Musumeci, lascia poi il pallone a Papaleo, viene incontro Young, gioca all'indietro, arriva il traversone in aria, non la prende nessuno, poi il pallone rimane lì, viene tolto da Cancilla. Ora riparte il Palermo con Coco, alle prese con Fiorile, bella palla in avanti per Drago, chiude la numero 6 Gaglio, reclama un fallo che c'è stato e quindi calcio di punizione per il Palermo. Se l'ha aggiudicato Drago. Prima chance per la formazione di Rosalia Pipitone. Palla in avanti per Drago, chiude Gaglio contro Chirillo, non Drago. Qui eccesso di foga per la numero 6 rossoblù. Calcio di punizione per il Palermo. Siamo in una posizione defilata. Però ci sono 4 maglie rosa-nero dentro l'area di rigore. Andrà Piro sul punto di battuta. 2 ragazzi in barriera per 32 a coprire il primo palo. Fischia l'arbitro. Parte il destro di Piro. Termina sul fondo. Prima chance per il Palermo dopo 1 minuto e 45 secondi. 32, la gioca corta per Gaglio. Lancio in profondità. Cercare Picchirallo che non attiene il pallone in campo. Buona la presa di posizione di Navarro. L'ultimo tocco è di una calciatrice rosanero. Allora rimessa per il Catania. Sale Gaglio per prendere il pallone. 3 compagni sulla retta via. Bel gioco a muro della numero 18. Poi lancio in avanti a cercare Fiorile. Qui il pallone si spegne oltre l'ultima linea di fondo. Allora si riprenderà con una rimessa del Palermo. Palla affidata a Biundo. Vediamo se anche lei la giocherà corta come la sua collega. Sì. Allora Priolo in avanti, sbaglia qui il traversone. Allora Young, imprecisa anche lei sul retropassaggio. Lancio in avanti, cercare la corsa di Drago. Arpionata bene da Gaglio. Ancora le due a duello. Alla fine Gaglio con il pallone troppo lento lo ha spedito in rimessa laterale. Altro affondo per il Palermo. Sono passati 3 minuti e 10 secondi. 0-0 tra Catania e Palermo. Navarro in rimessa laterale. Gioca male però verso Ilenia Viscuso. Lancio in avanti a cercare Young che non riesce a confezionare. Ancora Navarro va a sbattere addosso all'avversario. E poi nuovamente rimessa laterale per il Palermo. L'ultimo tocco di Picchirallo. Lei invece classe 2006, nata a Foggia. Come già detto prima, arriva dal Matera in questa sessione di mercato. Intanto qui bello il cross, forse troppo lungo. Bella trama del Palermo, bravissima. Comunque 32 a capire le intenzioni degli avversari, a prendere il pallone. Gaglio, lancio in avanti, si fa anticipare Picchirallo. Poi 2 volte di testa il Palermo con Leto. Poi qui c'è stata un'infrazione della numero 4, Lantieri. Calcio di punizione per il Palermo. Piro vuole battere subito. Eccolo lo spiovente di Piro a cercare Chirillo. Bravissima ancora Gaglio. E poi con il tacco a liberarsi della numero 19. Sembra che Chirillo parta al centro dell'attacco con Drago leggermente spostata sulla sinistra. Arriva intanto il cross dall'altra parte per Coco, anticipata sul più bello dal difensore del Catania. Questa sì che era una ghiotta chance per la squadra di Rosalia Pipitone. Non ci ha creduto
secondo me fino in fondo Coco. È stata comunque bravissima Papaleo a coprire la numero 11. 32 con calma. Arriva fino al perimetro dell'area e rilancia il pallone più avanti che può. Raccoglie Fiorile, lancio in avanti a cercare Young. In anticipo il difensore del Palermo. Alla fine il pallone termina tra le braccia di Biundo. 14ª presenza in campionato per la numero 77. In pratica le ha giocate tutte. Navarro porta il pallone in avanti. Rasoterra e Drago. Poi lancia a cercare Coco. Impreciso il cambio gioco della numero 9. 32 con le mani. Può far respirare le sue compagne. Ancora qualche secondo per 32 che si posiziona sempre lì, come prima, sul vertice dell'area. Arriva ora il rilancio della numero 32. Viene raccolto dalle sue compagne a centro del campo. Poi dall'altra parte per Fiorile, anticipata da Navarro che non può evitare la rimessa laterale. Allora Catania che si ripropone in avanti. Quindi approfitta il tecnico Alderisi per dare qualche informazione, qualche consiglio alle sue ragazze. Rimessa che viene raccolta da Gaglio. Palla in avanti a cercare Young. Chiude ancora il Palermo. Una seconda chance il Catania. Siamo però ancora troppo lontani dalla porta difesa da Biundo. Qui una palla sanguinosa che il Catania comunque riesce a confezionare. Poi Cammarata, arpionata da Piro che non gli prende il pallone, non c'è neanche fallo. Lancia in avanti a cercare Young. Alla fine liscia Lantieri, possibilità per il Palermo non sfruttata, però qui ora un po' di confusione. Ne esce indenne Young che viene toccata da dietro, ma c'è il vantaggio. Allora possesso per il Catania con questo destro che termina tra le braccia di Biundo. Ha tentato Cammarata dalla tre quarti con le mani la numero 77. Ora si risistema il Catania in zona difensiva, invece il Palermo sale. Rilancio di Biundo. Cercare Coco. Difende il pallone, poi lo mette in custodia verso Ilenia Viscuso. Lancio in avanti, ancora 32, bravissima. Gioca molto fuori dalla porta il portiere di Alderisi. Fin qui gli ha detto sempre bene, anzi molto bene, perché è andata ad anticipare per bene 2 volte i 2 cross che sono arrivati da sinistra verso destra, ad innescare la corsa di Coco. Lei giocando più in avanti rispetto alla sua area piccola. È stata bravissima a negare le azioni del Palermo. Qui Catania che conquista un'altra rimessa laterale. Sono andati via 8 minuti e 30 di questo derby della Sicilia. Catania 0, Palermo 0. Gaglio in avanti a cercare Picchiarallo che non riesce a confezionare il possesso. Poi Cammarata, Young difende il pallone. Calcio di punizione per il Catania. Sistema la barriera Biundo. C'è Drago in barriera. Anche Piro. 5 maglie rosso-blu al limite dell'area. Più una leggermente fuori. Fischia l'arbitro. Parte il destro che termina di poco fuori. Tentato Basilotta. Collo pieno per la numero 7. Biundo l'ha battezzata verso l'esterno. Altra chance qui per il Catania, nata
dal fallo subito da Young, che prova a ripartire il Palermo. Fiorile alza questo campanile che Young mette giù, poi si tira il pallone addosso, non riesce però a ripartire Ilenia Viscuso. Un po' di confusione sulla tre quarti catanese e alla fine la squadra di Alderisi porta a casa una rimessa laterale. Gaglio, si muove Young, pallone da quella parte è sempre per lei, bravissima Viscuso ad anticipare tutti, poi qui un po' di confusione dentro l'area del Palermo, allora un'altra chance il Catania, sempre da questa zona del campo. Fiorile con le mani, sempre sul petto di Young, difende, scarica, Cammarata, ce l'ha sul sinistro, alla fine prolunga la traiettoria verso Basilotta, all'indietro, Papaleo, ancora Basilotta, arriva il traversone dall'altra parte, qui c'è la testata di Picchirallo, non trova però Young, allora può ripartire il Palermo, con Piro, lancia in profondità Chirillo, anzi Drago, ancora puntuale, la chiusura del Catania, questa volta non si tratta di Gaglio, si tratta di Basilotta. Rimessa per Navarro, in avanti a cercare Drago, il tocco è di Fiorile, allora arriva il primo calcio d'angolo di questo pomeriggio, che si tinge di rosa-nero, lo andrà a battere Capitan Piro. Tutto il Catania dentro la propria area di rigore. Salgono le torri per quanto riguarda invece il Palermo. Piro con il destro. Arriva lo spiovente in area, qui liscia Fiorile. Alla fine il pallone carambola sulla sua nuca e allora il Palermo si aggiudica un altro corner che non andrà a battere Piro. Arriva il pallone leggermente fuori, qui e tenta con il destro Priolo. Traiettoria impossibile per Drago e 32, pallone che si spegne sul fondo. Allora il portiere di Alderisi può rimettere il pallone sul suo posto e giocarla lì vicino per Pietrini. Papaleo viene incontro Basilotta, lancia in avanti a cercare Young, ancora a usare il suo fisico contro Priolo che la butta giù e Young si guadagna un altro calcio di punizione. Impronta prepotente di Young da quando è tornata a vestire la maglia del Catania. 4 gol nelle ultime 3 partite in campionato. Qui riparte il Catania, palla che viaggia sulla sinistra, Cammarata vede un bel corridoio, c'è la sterzata di Musumeci, poi bravissima Ilenia Viscuso a mettere un po' d'ordine lì e a recuperare il pallone. Perso però perché il Catania è molto aggressivo in questi primi minuti. Intanto qui c'è l'incornata di Picchirallo, pallone sporco che è viaggiato dentro l'area di rigore del Palermo. Brava Biundo a non farsi sorprendere. Leto, Navarro, in incontro Ilenia Viscuso, una pallaccia però riconsegnata dalla numero 69. Alla fine c'è il calcio d'angolo per il Catania, il primo di questo pomeriggio, guadagnato da Picchirallo ai danni di Leto. Sarà Basilotta a prendersi la responsabilità. Il pallone deve essere messo dentro la lunetta. Arriva il pallone di Basilotta dentro l'area di rigore, libera il Palermo. C'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore per il Catania, conquistato da Picchirallo, vediamo un po'. Anzi no, da Gaglio.
Navarro su Gaglio. Eh sì, un po' l'ha proprio trascinata per terra. Non è stata qui maliziosa la numero 29. Questo errore può costare caro, perché dal dischetto si presenta Cammarata. Cammarata contro Biundo. Fischia l'arbitro. Parte Cammarata! Biundo tocca, ma non può negare il vantaggio del Catania. È 1-0. Quinto gol in campionato per Alessia Cammarata. Il sesto della stagione. Esplode la panchina di Pierpaolo Alderisi. L'ha sbloccato il Catania. Ingenuità di Navarro sugli sviluppi del calcio d'angolo di Basilotta. Trattenuta che è stata punita dal direttore di gara Reali. Con esperienza Gaglio si è procurata il rigore, che poi è stato trasformato da Alessia Cammarata. 16:30 sul cronometro. Catania 1, Palermo 0. Ora vedremo se ci sarà la risposta della formazione di Pipitone. Ricordiamo che all'andata è finita 2-0 per il Catania, con i gol sempre di Cammarata e quello di Vitale. Entrambe però hanno siglato nel secondo tempo. Questa volta invece il Catania passa avanti al 16°. Arriva lo spiovente in area del Palermo. Piro prova a raccogliere senza però trovare esito positivo. Allora Navarro. Sbaglia qui Navarro. C'è fallo. Fischiato adesso dal direttore di gara. Cure mediche in corso per Lantieri, se non sbaglio. Qui Navarro. Eh sì, Lantieri. Non so quanto sia andata diretta sulla calciatrice. Ha preso il pallone, poi verso la fine ha preso anche la numero 4 rosso-blu. Vuole rifarsi Navarro dopo il rigore procurato. Qui rimane a terra Lantieri. Intanto Fiorile e Musumeci ne approfittano per dissetarsi, anche per scambiarsi qualche opinione, qualche tattica. Intanto qui Musumeci viene richiamata dal suo mister. E Basilotta che prende il pallone e lo posiziona sul terreno di gioco. Intanto si è rialzata Lantieri. Calcio di punizione per il Catania, che non è partito molto bene nei primi minuti. Poi verso il quinto e il sesto ha iniziato a prendere sempre più campo, sempre più campo. È arrivata anche 2 volte vicino alla porta avversaria. E poi al 16° il rigore procurato da Gaglio. Qui Young rientra bene dal fuorigioco, anzi no, fischiato l'offside alla numero 67. Riparte il Palermo. Navarro. Controllo così e così, gli scippa il pallone Fiorile. Eccolo il filtrante per Young. Chiude bene Priolo, che poi non si fida e mette il pallone in rimessa laterale. Qui il Palermo ha accusato e come il colpo dell'1-0. Fiorile trova una traiettoria per Cammarata. Il pallone finisce sui piedi di Basilotta, che con il mancino ha cercato il 2-0. Questa volta Biundo si è fatta sorprendere ed ha parato la conclusione della numero 7. Rilancia a cercare Chirillo, ma non a trovarla. Il pallone comunque sui piedi delle ragazze in rosa-nero. Allora Navarro. Uno sguardo verso l'altra parte del campo. Arriva il pallone che termina tra le braccia di 32.
Si va sempre a posizionare su quella zona del campo. Elisabetta 32. La sua solita rincorsa per arrivare fino al termine dell'area di rigore. Anche sempre con qualche secondo di troppo. Arriva il pallone verso il centro del campo. Chiude il Palermo. Si lotta con Lantieri. Cammarata di testa. Il pallone che non scende più sul terreno di gioco. Poi di testa ad innescare la corsa del Palermo. Arriva il pallonetto che termina ad un soffio fuori. Grande chance per le ragazze di Rosalia Pipitone. Questo mancino termina fuori di Coco. Si è fatta sentire al 21esimo Diana Coco. Qui gran lavoro del Catania al centro del campo e con Cammarata. Young corre su questo pallone che Priolo pulisce ancora una volta. Il Catania torna nella sua zona comfort, ovvero l'out di destro. L'out di destra con una rimessa laterale. Gaglio. Cercare sempre la numero 67. Bello l'appoggio verso Picchirallo. Poi Basilotta, Picchirallo, c'è dall'altra parte Musumeci, rientra Picchirallo, eccolo il pallone per Musumeci, che non riesce ad arpionarlo, il pallone poi schizza fuori e viene raccolto da Basilotta. Alle prese con Chirillo, ancora Basilotta, chiude benissimo Ilenia Viscuso, riparte il Palermo con Drago, vuole portare il pallone da destra verso la sinistra del campo e ci riesce, non benissimo però Ilenia Viscuso. E Lantieri in avanti, chiude Leto. E ancora Viscuso ad appoggiarsi verso Priolo. Sbaglia qui il Palermo, regala il possesso a Picchirallo. Young, scivola il difensore rosanero, ancora Young a difendere. Young va col mancino in due tempi Biundo. Sta giocando benissimo il Catania. Troppa confusione nel reparto offensivo del Palermo tra Chirillo, Drago e Coco. Tanti palloni vaganti sono stati tutti arpionati dalla difesa della Catania. Qui non riesce a costruire ancora Desiree Chirillo. Lancio in profondità, cercare Musumeci, chiude Priolo. E poi rimessa laterale per il Palermo. Incontrera. C'è lì vicina Cancilla. Arriva il pallone, viene allontanato dalla difesa della Catania, poi Incontrera ancora in avanti. Ora un po' di ping pong tra le due difese, qui rischia Gaglio, alla fine Fiorile lancia più in avanti che può, raccoglie Navarro, di prima Piro splendido a cercare l'ingresso di Chirillo, 32, ancora perfetta su questi palloni tagliati che viaggiano dalla sinistra verso il centro dell'area di rigore. Brava ancora 32 a farsi possesso della sfera. Questa volta cambia lato, non più da sinistra ma da destra. Rialza il pallone con il mancino a cercare Picchirallo con le mani, però si appoggia su Navarro e allora calcio di punizione per il Palermo. Sheila Navarro ancora con le mani, poggiare dietro verso Leto, classe 2007 Giuliana Leto. Qui il pallone termina sui piedi di Chirillo, bravissima Papaleo, poi il possesso è ancora del Palermo con Piro che attende il pallone, eccolo, non la domestica bene, fa correre Navarro, bravissima qui Lantieri a sbarrare la strada alla numero 29. Poi ricomincia il Palermo, lancio in avanti di Leto, addosso però la collega e allora Young prova a correre e ad arrivare su questo pallone, arpionato però da Priolo. Lantieri e poi Navarro con il destro questa volta a cercare Drago, chiusura splendida di Gaglio. E qui però sbaglia il
Passaggio verso la sua compagna, sbaglia però anche il Palermo e allora 32 con calma si fa arrivare addosso Drago con le mani prende il pallone. 26esimo minuto sul cronometro, Catania 1, Palermo 0. La sta decidendo ancora una volta in questa stagione Alessia Cammarata. Lancia in avanti. Cammarata, Young palleggia, vuole far correre Fiorile, il passaggio però è un po' impreciso. Allora Lantieri sulla palla, bravissima con Cancilla a prendergli il tempo, poi Lenia Viscuso sulla destra per Denis Chirillo, ha un po' di spazio. Parte il traversone di Chirillo, 32, ancora una volta in presa alta. Perfetta. 26 minuti perfetti di Elisabetta 32. Desiree Chirillo 6 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. Lancio di 32, Young alle prese con i difensori rosanero. Per cui sbaglia l'appoggio, bravissima Cammarata a capire le intenzioni, ma non a prendere il pallone. Possesso in avanti, Drago, gran finta sull'avversario, ancora Drago, bravissima. E ottima la chiusura del Catania. Palermo però ha un'altra chance con Navarro, 32. Si distende e fa sul pallone. Grande prestazione della classe 2005 nata a Bari, che ora chiede alla sua squadra di salire. Grande prestazione la sta facendo anche Fabiana Gaglio, lei che è nata a Palermo. Tanto qui perde il possesso il Catania, lancio un po' impreciso, che comunque può arpionare Coco. Fuori gioco. Pescata in fuorigioco la numero 11 e non la prende benissimo. Tanto Gaglio si risistema sul punto di battuta. Da bambina lei giocava in porta, poi nel 2021 si è affacciata al calcio a 5 con Don Bosco Mussumeci e poi dal 2022 invece ha iniziato il suo percorso nel calcio a 11 giocando prima con il Caprera Calcio e poi con il Catania. Qui prova il Palermo ad innescare Desiree Chirillo. In atterrata Basilotta, tutto regolare, il pallone che viaggia verso la difesa del Palermo. Priolo deve difendere e lo fa benissimo. Questo sombrero tra Picchirallo e Young. Qui però il Palermo perde un brutto pallone. Allora Picchirallo c'è dall'altra parte Young completamente sola. Bravissima Leto ad intercettare il passaggio della numero 18. Young si sarebbe trovata da sola a tu per tu con Biundo. Altra rimessa Catania. Fiorile, Young viene incontro. Cammarata attaccata da due calciatrici del Palermo, poi va a terra, tutto regolare per il direttore di gara Reali. Allora Viscuso, Leto in avanti a cercare Coco, ma non a trovarla perché lì c'è Basilotta. Poi Lantieri non sguscia via, poi Musumeci strozza troppo la conclusione con il destro. Pallone che sarebbe uscito, ma Biundo lo fa suo. Poi prova a rimettere in moto Cancilla, che non è stata trovata tante volte questa prima mezz'ora. 6 gol per Clara Anastasia Cancilla e quinta stagione in rosanero dopo Empoli. Lei che è stata anche protagonista della nazionale italiana giovanile pochi minuti fa, ha cercato il raddoppio. Qui c'è un calcio di punizione per il Catania. Piro a colloquio
con il direttore di gara. Lì in basso Rosalia Pipitone, lei che ha preso il posto di Antonella Licciardi, che è stata la guida della Palermo Women per 30 anni, ex portiere di gran livello, iniziato con il Palermo poi alla Res Roma dal 2011 al 2018, la promozione in Serie A nel 2013 con 18 presenze e solo 4 gol subiti. Lei che ha 4 presenze in nazionale italiana, ha vinto una Coppa Italia con la Roma ed è stata anche convocata al Mondiale di Francia 2019. Gran curriculum per Rosalia Pipitone, alla sua prima avventura in altre vesti. Il pallone lo ha 32, che come sempre fa salire la sua squadra. E va al rilancio, cercare Musumeci, si lotta verso la zona mancina del campo, Lantieni prima dell'avversario, qui salta Leto prima di Basilotta, pallone che ora scende dal campo, c'è questo lancio verso Picchirallo, esce bene Biundo, e poi Navarro in avanti a cercare Drago, Cammarata in estirata fa suo il pallone, poi Young si gira bene, ha un po' di spazio, lancia Picchirallo, filtrante impreciso per la numero 67 che si sta facendo vedere sul lato fisico, un po' meno su quello tecnico. La sua collega invece Picchirallo sta recuperando molti palloni, poi sta dando anche una mano in zona difensiva. Qui in attacco il Palermo con Drago, un occhio dentro l'area di rigore, ancora Drago, viene travolta in maniera però regolare. E ora sguscia via Elenia Viscuso che cerca un corridoio per Coco. Si è capito se è stato un tiro o un passaggio, perché ha visto la porta, però poi con la coda dell'occhio ha visto anche l'inserimento della numero 11. È uscito un tiro cross che si è spento poi sul fondo. Quindi ancora 32 in possesso. Marica Picchirallo ancora alla ricerca del primo gol con questa maglia. Classe 2006, nata a Foggia, convocata dalla rappresentativa nazionale Under 20. 0 gol ma un assist asciutto contro la giovanile Rocca, match che poi è stato vinto dalla Catania per 3-1. Qui Gaglio lascia scorrere il pallone. Rimessa Catania. Si prende ancora qualche secondo la numero 6. Poi cerca Fiorile. 2 volte Fiorile. Lancio in avanti a cercare il taglio di Musumeci. Bene in Contrera in diagonale. Qui sbaglia Gaglio. Il primo errore del match. Ma sbaglia anche Piro, che poi commette un fallo ai danni di Cammarata. Uno sgambetto della numero 8. Poi bel gesto di fair play tra le due. L'arbitro ha evitato di alzare il cartellino giallo. Qui Piro, il tentativo di recuperare il pallone, è arrivata in ritardo su Alessia Cammarata. Lancia in profondità, Young addomestica bene, Basilotta cerca il corridoio per Picchirallo, ancora un'imprecisione della Catania negli ultimi 25 metri. Qui Biundo prova a mettere subito in moto Navarro e poi il passaggio per Piro. Si è fermata negli ultimi istanti. Secondo me poteva arrivare sul pallone la numero 8. Il pallone che verrà rimesso in gioco da Gaglio. Jenny Piro, 2 gol nel campionato più 1 in Coppa Italia. Lei che ha vinto 2 campionati di Serie B con la Cese nel 2014-2015 e con la Pink Bari nella stagione 2016-2017. Lei che è una classe 83 con un grande repertorio alle spalle, è tornata a vestire la maglia del Palermo nel 2021.
Calcio di punizione per il Catania. Gaglio in avanti, pallone che sguscia dalle parti di Musumeci, poi Young per poco non si ritrova il pallone dentro l'area di rigore. Esce il Palermo, Incontrera, Ilenia Viscuso, fa correre dall'altra parte Navarro che ha un po' di spazio, Navarro punta Fiorile, buono il pallone per Drago, Drago ce l'ha sul destro, Drago calcia, pallone che non esce, vediamo se Coco, no, non riesce neanche la numero 11 ad impensierire 32, altro pallone che si spegne oltre l'ultima linea di fondo che 32 andrà a battere ovviamente. Vediamo se sceglie Gaglio oppure la soluzione lunga. C'è Gaglio e Pietrini lì vicino, si preferisce sempre Gaglio. Lancio in avanti, chiude bene Navarro, poi Basilotta, Musumeci, all'indietro la Papaleo, il pallone filtra sui piedi di Young che gioca bene di sponda, Basilotta perde l'attimo per far correre Fiorile, chiude Capitan Pietrini, Navarro di testa, addomestica il pallone Drago che viene incontro a giocare, Ilenia Viscuso, Priolo non trova, Drago, che allora rimessa per il Catania che ha abbassato un po' il ritmo da una decina di minuti la squadra di Pierpaolo Alderisi, lui che è il primo anno al comando della squadra femminile, ha allenato in passato il Catania Under 15 e Under 17, poi si è andato a fare le ossa in Serie C alla Sicula Leonzio. La rimessa di Gaglio, Young prova a correre, non si fa ingannare però Leto, palla in avanti, pallaccia che chiude, che viene raccolta da Papaleo, poi Young di testa, Basilotta con la pianta prova a mettere giù col tacco elegante Ilenia Viscuso che prende anche una botta da Basilotta e non la prende bene la numero 69. Calcio di punizione per il Palermo, 37 e 45 sul cronometro. Catania 1, Palermo 0. Qui Picchirallo viene murato da Leto, non c'è fallo per l'arbitro. È stata un po' ostruita qui la numero 18. Altra palla persa del Catania, di tacco Young non trova Basilotta e alla fine chiude Incontrera. Drago di testa non trova successo e allora il Catania prova a ripartire, gran palla questa per Musumeci, il Catania che si riporta in zona offensiva, Young e Picchirello in mezzo, Musumeci parte il suo destro tra le braccia di Biundo, poteva fare molto meglio la numero 22, prova a ripartire Drago, poi Coco, Desiree Chirillo va lunga, non viene però servita e allora ancora il Palermo sulla tre quarti, Cancilla, Navarro, aspetta un po' troppo qui la squadra rosanero, il Catania ha tempo di ristabilirsi in zona difensiva, Cancilla, Incontrera, esce Musumeci, di prima a cercare Desiree Chirillo, ancora 32, perfetta. Vittoria Musumeci, classe 2008. Non ha appena 16 anni. La numero 22, 2 gol già in campionato più uno in Coppa Italia. Lei non solo è stata nominata per la rappresentativa Under 20, le fa parte anche della nazionale Under 15. Un po' di confusione, Ilenia Viscuso prova a mettere un po' d'ordine, Cancilla, pallone per Drago, bella palla filtrante per Coco, è 1-1, ha segnato Diana Coco al 40esimo, nuova parità al Massimino, gran palla qui per
Diana Coco pescata benissimo da Drago e allora arriva l'1-1 di Diana Coco. Si è fatta sorprendere su quella zona del campo il Catania, lì dove è stata perfetta per 39 minuti. Gaglio e Pietrini si sono fatte imbucare. Gran palla comunque di Drago. E poi grande conclusione della classe 99. Terzo gol in campionato e quinto in stagione per Diana Coco. Lei ovviamente una delle calciatrici in copertina del Palermo e di questo derby. Insomma, ha ripagato e come le aspettative. Qui il Palermo prova a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Qui il pallone termina sul petto di Pietrini, altro lancia a cercare Picchirallo, chiude Leto. Può ripartire il Palermo, Navarro in avanti, Drago controlla di testa, Gaglio questa volta evita la minaccia. Navarro. All'indietro. Qui Leto, controllo così e così, elegante Leto su Picchirallo. Poi mette un po' d'ordine il Palermo al centro del campo con Cancilla. Non trova il corridoio vincente, ma il Palermo è comunque sul pallone. Navarro ancora. Cancilla. Ora gioca bene il Palermo. Ilenia Viscuso si fa rubare il pallone solo per un attimo da Lantieri. Allora Priolo. Palermo di nuovo in avanti. Il Catania tutto dietro. Piro non riesce di trivela a mettere il pallone in mezzo. Chiude Fiorile. Il capitano del Palermo che lascia la battuta a Navarro. Lo sguardo dentro l'area di rigore. Viene premiata alla fine Piro. Fiorile chiude. E allora altro a fondo rosanero. Negli ultimi minuti molto meglio il Palermo del Catania. Cercato a tutti i costi il pareggio la squadra di Pipitone. E alla fine, al 40esimo, l'ha trovato. 32. Pietrini. Papaleo viene incontro Cammarata sul pressing di Cancilla. Esce bene il Catania con Young. Fugge via Musumeci. Eccolo il pallone per la classe 2008. C'è Picchirallo dentro l'area di rigore. Young che segue l'azione dietro. Il pallone è per lei. Il pallone però non giunge sui piedi della numero 67. Ancora benissimo la retroguardia del Palermo. Ora il Catania che si riaffaccia con Fiorile Young. Controllo complicatissimo. Alla fine il possesso del Palermo, superata la prima linea di pressing. Coco, bella palla in avanti per Drago, che va al destro Drago, tiro impreciso. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per 32. 1 minuto e 10 secondi al termine del primo tempo. E che primo tempo, mi viene da dire. Catania 1, Palermo 1. A Cammarata ha risposto Diana Coco. Qui Priolo chiude su Picchirallo. Poi Navarro porta il pallone nella zona meno trafficata. Non riesce poi a prendersi la rimessa laterale. Che andrà a battere Gaglio. Eccola la numero 6. Di testa Fiorile prova a prolungare la traiettoria. Young difende sul Leto, ma si fa portare via il pallone. Grande numero qui di Diana Coco su Gaglio. Alla fine non riesce a portare il pallone in avanti, si rifugia comodamente da Leto. Qui il Palermo ora sta giocando veramente bene. Vediamo se riesce a ricostruire una nuova azione. Qui spreca tutto Navarro.
sulla zona mancina del campo. E allora rimessa per Gaglio. Si gioca ancora dopo il 45esimo minuto. Fiorile prova a prolungare la traiettoria senza però trovare successo. E allora Priolo in avanti a cercare Cancilla. Chiude benissimo Papaleo. Prova a far correre Musumeci. Musumeci subito in avanti. Chiude divinamente Leto. Ora Palermo in possesso. Altro lancio in profondità a cercare Drago. Se l'era persa qui Papaleo. È stata attentissima ancora una volta Elisabetta 32. Che con il fatto che gioca più fuori la porta le ha prese tutte quelle palle dentro l'area di rigore. Intanto finisce il primo tempo. Catania 1, Palermo 1. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi dritti verso il secondo tempo. Intanto possiamo ascoltare tra qualche minuto le interviste a Pierpaolo Alderisi, a Rosalia Pipitone e a Massimiliano Borbone. A tra poco. Perfetto, mister. Allora le volevo chiedere un giudizio su questa prima parte di stagione. È stata vissuta fra tante difficoltà, si è deciso a inizio stagione di cambiare tanto a livello di organizzazione, anche a livello tecnico, didattico e noi abbiamo una squadra molto giovane che adesso comincia finalmente direi anche a rispondere a determinate sollecitazioni, a determinati input. È stato complesso iniziare, ma credo che abbiamo messo in moto la macchina e adesso possiamo andare più che spediti. Volevo chiedergli proprio questa, vedo uno spogliatoio molto giovane. È più facile o più difficile gestirlo? Ma per quanto riguarda l'aspetto di formazione, l'aspetto didattico, è più semplice perché le giocatrici più sono giovani, più riescono ad assorbire con velocità e intuito i vari precetti che cerchiamo di dare loro. Ovviamente nella gestione emotiva di alcune gare la giovane età può fare qualche scherzo e lì poi subentriamo noi e cerchiamo di aiutarle. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo, mister. Viva il lupo, grazie a voi, buon lavoro. Grazie. La domanda è come quella del suo collega, che emozione è stare lì oggi? È un'emozione molto forte. Io in passato ho vissuto emozioni così belle giocando negli stadi, ma questa, dato che la Sicilia è casa mia, è casa delle ragazze, è casa di tutti, e quelli che parteciperanno oggi, diciamo che è un'emozione ancora più grande. E mi fa piacere perché vuol dire che anche la Sicilia risponde alla crescita del calcio femminile italiano. State facendo un buon campionato. Qual è l'obiettivo fino a fine stagione? Allora, diciamo che l'obiettivo iniziale della società, dato che si è rivoluzionato un po' lo staff, un po' l'organico delle ragazze, era cercare di creare un gruppo, formare delle basi forti per il futuro, quindi ci sono molte giovani, si è lavorato tanto, si è cresciuto tanto, però si deve ancora continuare a fare il lavoro che stiamo facendo e l'obiettivo è cercare di ottenere più punti possibili in maniera tale da capire per il futuro dove può arrivare questa squadra. Lei è stata in passato un gran portiere. Come si sta trovando in queste nuove vesti? Diciamo che le ho lasciate quasi
diciamo dimenticate, perché poi il ruolo dell'allenatore è un'altra storia, è un'altra vita. È vero, sì, ho avuto una carriera bellissima da portiere, però poi quando ho deciso di fare l'allenatrice ho lasciato tutto e sto ricominciando a formarmi e a cercare di portare le mie esperienze, però certo sempre dimenticando il fatto che ero una giocatrice, ero un portiere, perché questo è tutto un mondo nuovo. Per me ovviamente è una bellissima emozione essere allenatrice. Lei ha partecipato a un mondiale, se non sbaglio, nel 2019. In futuro la vedremo nelle vesti azzurre? Magari, magari. Già per me quello è stato un obiettivo che inseguivo da tanti anni, con un gruppo meraviglioso, con uno staff meraviglioso. È stato, diciamo, un'emozione che rimarrà nei miei ricordi per sempre, e tutte quelle che abbiamo partecipato a quel mondiale saremo unite per sempre. Certo, sognare, io ho sognato tanto e sono riuscita ad arrivare come calciatrice a quel palcoscenico lì. Continuo a sognare in grande, però ovviamente, e questa è un'altra strada. Mi auguro che magari un domani sarò allenatrice della nazionale, però mi va bene essere allenatrice del Palermo oggi. Glielo auguro anche io, mister. Buon tutto, insomma. Buon futuro, buona partita. Grazie. A lei anche le faccio la domanda come i due mister. Che emozione è oggi stare lì? È veramente una grande emozione, ringrazio la proprietà che ci ha messo nelle condizioni di poter fare questa gara qui allo Stadio Massimino. È stato bellissimo oggi vedere gli occhi delle nostre ragazze, perché l'80% sono tutte ragazze nate e cresciute qui a Catania, quindi per loro immaginate che è un grande orgoglio oggi essere qui. Quanto è importante questo evento per lo sviluppo del calcio femminile? Sì, l'abbiamo proprio pensata per questo, no? La partita col Palermo, abbiamo ottimi rapporti tra le società, quindi per noi e per loro sicuramente è una gran festa, è veramente importante per il movimento. Spero che ci siano oggi tante bimbe a vedere giocare sia le nostre calciatrici come quelle del Palermo. Sono due gruppi molto giovani, e speriamo che le persone che oggi vivranno insieme a noi questo evento possano essere orgogliosi dell'impegno che metteranno in campo. Adesso le faccio una domanda sul suo Catania. Avete una squadra giovanissima. Qual è il vostro progetto nel futuro? Ha detto bene, sono tutte molto giovani, devono crescere. Sicuramente giornate e partite come questa, a prescindere dal risultato, per loro sarà un evento che difficilmente dimenticheranno, acquisiranno nuove esperienze, nuove conoscenze, impareranno anche a gestire un po' la pressione e soprattutto l'ansia di dover giocare in uno stadio così prestigioso. Il nostro obiettivo è quello di farle crescere, di dare esperienza, dare più nozioni possibili, e poi dove arriveranno nel tempo questo dipenderà da quando saremo tutti bravi a farle crescere nel miglior modo possibile. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo, direttore. Grazie mille a voi.
Squadre che tornano in campo per questo secondo tempo tra Catania e Palermo. 1-1 ha firmato al 16° Alessia Cammarata sul calcio di rigore procurato da Gaglio ai danni di Navarro. Al 40° la pareggiata Coco. Qui cambi in vista. Sta per entrare per il Palermo la numero 14 Asia Tarantino. Eccola, Asia Tarantino al posto di Incontrera. Cambio anche invece per quanto riguarda il Catania con Carlotta Asciuto al posto, se vedo bene, di Picchirallo. Rimane dunque ancora in panchina per quanto riguarda la squadra di Alderisi Beatrice Vitale, 7 gol in campionato, tra cui anche il momentaneo 0-1 del derby di andata. Intanto qui è ripartita Catania-Palermo con il lancio di Cancilla, chiude bene la difesa del Catania, poi Cammarata, l'arbitro interrompe il gioco. Preso una botta sulla faccia, mi sembra di aver capito, Jenny Piro. Non dovrebbe però essere calcio di punizione, infatti il pallone lo ha il direttore di gara. Ricordiamo i gol, quello di Alessia Cammarata dal dischetto e poi la gran palla di Dragotto per Diana Coco con il mancino. Ha imbucato 32. Tanto qui il pallone ce l'ha Young, prova a far correre Fiorile, è stata atterrata però la numero 67. Allora calcio di punizione per il Catania con Basilotta che si impossessa del pallone. Qui Young dà il 5 al capitano del Palermo Piro. Si riempie il perimetro dell'area del Palermo con Basilotta che va profondo, biondo con i pugni e poi qui tentenna il Palermo il possesso. Allora ce l'ha il Catania con Fiorile che mette in mezzo il pallone, rimane lì Young, la para biondo. Sono addormentate le due ragazze rosanero, ne ha goduto Basilotta. Lancia in avanti Musumeci prima di Coco, poi Cancilla non arpiona il pallone che viaggia verso la zona di attacco della Catania e poi Piro, c'è il taglio di Dragotto, ecco la servita. Coco prova l'1-2 volante con Papaleo però ad evitare, anzi no, Pietrini ad evitare la minaccia. Allora rimessa laterale per il Palermo. Navarro che ha spostato la sua posizione del campo da sinistra a destra. L'altra parte quindi si è posizionata Asia Tarantino, classe 2005, un gol in campionato per lei nella sconfitta per 4-1 contro la Gelbison. Qui Musumeci di testa non trova Young, poi Cammarata prima di Chirillo, poi bravissima Cancilla prima a recuperare il pallone, non dopo a confezionarlo. Allora possesso Catania, arriva il traversone a cercare Young, chiude bene Leto che alza il campanile al cercare il proprio tridente.
Alla fine Papaleo a mettere un po' d'ordine, qui sbaglia sul tocco per Musumeci. Piro, gran palla in avanti per Dragotto, rientra, sterza, Papaleo sul più bello, ferma Dragotto. Grande chiusura della numero 92, calcio d'angolo per il Palermo. Il secondo di questo pomeriggio e il primo di questa ripresa lo andrà a battere Gianni Piro. 4 maglie rosa-nero dentro l'area di rigore e 3 ad aspettare il pallone appena fuori, tra cui Cancilla. Arriva il cross di Piro, chiude la difesa del Catania, poi c'è stato un contatto tutto regolare per il direttore di gara, è rimasta a terra la calciatrice del Palermo. Di Piro chiude la difesa del Catania, contatto poi su Navarro, e dopo aver procurato il rigore voleva rifarsi, il direttore di gara non lo ha consentito, allora rimessa per il Palermo che rimane in attacco. Navarro, palla in avanti, chiude ancora Papaleo. Il Palermo che rimane lì. Piro cerca successo, alla fine si accomoda da Navarro. Qui Young, prima della numero 29, subisce anche fallo. Young, calcio di punizione per il Catania con Navarro che è rimasto a terra. Riguardiamo, sì, anticipata Navarro. E poi la numero 67 con il piede destro ha colpito la numero 29, il terzino di Pipitone sulla gamba destra. Calcio di punizione per il Catania. Lo batterà la classe 2004 nata a Crotone, Giada Papaleo, 11ª presenza in campionato per lei. Musumeci, pallone che si impenna, Basilotta non riesce ad accomodare la sfera sul terreno di campo, riparte subito il Palermo con Coco, poi Cancilla, vola via a Dragotto, eccolo il pallone per lei, Papaleo chiude, c'è fuorigioco però. Fuorigioco segnalato dal direttore di gara Aldo Della Iera. Quindi tutto fermo, il gioco che si riprenderà tra un attimo con Papaleo a gettare via il pallone in avanti. Si è fatta sentire poco in questi primi minuti Carlotta Asciuto. 4 gol in campionato, 3 in Coppa Italia. Intanto qui ci prova un destro dalla distanza Cancilla, destro completamente fuori misura. Dicevo di Carlotta Asciuto, anche lei convocata dalla rappresentativa nazionale Under 20 di Marco Canestro. Papaleo viene incontro Cammarata, Cancilla la disturba, allora possesso per il Palermo con Dragotto. Dragotto si fa largo, Dragotto 32, la tiene lì. Altra chance per Dragotto alla ricerca del suo terzo gol in campionato. Lei che ha segnato 108 gol con la maglia del Palermo. Questa stagione soltanto 2, più 2 segnati in Coppa Italia. 7ª stagione in rosa-nero per lei. Qui prova a correre sull'out destro il Catania, nega Ilenia Viscuso che si prende anche la rimessa laterale. È andata Asciuto a disturbare la numero 69. Qui c'è un cambio per quanto riguarda il Catania. Esce Lantieri, autrice di un gran primo tempo. Tra gli applausi del Massimino.
Entra Di Stefano con il numero 23. Maria Di Stefano, classe 2003, un gol nel 4-0 contro il Siracusa. Possesso ce lo ha sempre il Palermo in questa ripresa, non riesce però a trovare corridoi ghiotti, tranne il gran sinistro di qualche minuto fa con Chiara Dragotto tra le braccia di 32. Eccola ancora Elisabetta 32, il pallone tra le mani e a ributtarlo in avanti. Pallone che supera Cammarata, chance per il Palermo, chiude Gaglio su Desiree Chirillo. Allora rimessa per il Palermo, c'è Elenia Viscuso lì vicino, Tarantino preferisce andare in parallela e guadagna un'altra rimessa laterale. Tarantino viene incontro Viscuso, poi Cancilla, non filtra il pallone, può ripartire allora il Catania con Di Stefano, si estende sulla sinistra Musumeci, entra nella zona del traffico, ancora Musumeci, vola via la classe 2008, poi Young non riesce a restituire il pallone alla numero 22, il Palermo che toglie via la minaccia. Pallone che termina ancora una volta dalle parti di 32, sempre con il pallone tra le mani, trova la sua zona dell'area di rigore, spara in avanti il pallone, prova ad arrivarci Ilenia Viscuso con un braccio però, quindi rimessa, quindi calcio di punizione per il Catania. Papaleo. Solo tiro questi primi 10 della ripresa, il sinistro di Chiara Dragotto. Dalla Catania non sono arrivati fastidi per Biondo. Qui Cammarata scivola e allora Cancilla gli ruba via il pallone, poi prova a far correre Desiree Chirillo senza però trovare esito positivo. Qui un po' di confusione, Di Stefano elegante per Asciuto che ha un po' di spazio, Young prende posto dentro l'area di rigore, Asciuto rientra, c'è Basilotta fuori, ecco la servita, chiude benissimo Piro, non esce però il Palermo, poi ci prova con il destro a Palombella, ha tentato il Catania sulla tre quarti, si dovrebbe trattare di Cammarata, il suo tiro termina sul fondo e allora Biondo con le mani, Priolo, lancia via il pallone, chiude Di Stefano, ma il possesso è sempre rosanero. Cancilla, prova a far correre Chirillo, in avanti per Dragotto, chiude ancora benissimo Gaglio, poi Di Stefano prova ad innescare Asciuto, controllo così e così di Tarantino, non c'è fallo, rimane a terra la numero 14, intervento irruento secondo me di Cammarata, rimane giù Asia Tarantino che ha preso un po' tutto, la numero 10, c'è bisogno dell'intervento dello staff medico, così sembra dire Piro. No, si rialza Asia Tarantino e allora rimessa laterale per il Palermo, anzi no, c'è calcio di punizione dove si slaccia Cancilla, invece si butta dentro Leto, il pallone viene giocato corto, poi Navarro, arriva il cross, fuori gioco, segnalato dal direttore di gara, oltre tutti Priolo. Poi Dragotto si era presentata lì davanti a 32. Qui ci dovrebbe essere un altro cambio
quanto riguarda il Palermo, doppio cambio per il Palermo. Entra Gippetto. Al posto di Navarro. Entra anche Gaia Maria Bruno. Calcio di punizione per il Palermo. Pallone in avanti. Viaggia dalle parti di Sciuto. Viene placcata dal difensore rosanero. Qui prova Young con un 1-2. Ancora Sciuto bloccata in quella zona del campo. Prova a fuggire via proprio a Gippetto. Guadagna comunque una rimessa laterale in zona offensiva. Anzi no, l'ultimo tocco. Eh sì, avevo visto bene l'ultimo tocco della numero 6 rosanero. E allora Musumeci con le mani. Palla in avanti, Young protegge. Poi si fa togliere il pallone da Bruno. L'ultimo tocco è di una calciatrice di Pierpaolo Alderisi, rimessa per il Palermo. È andato via il primo quarto di questo secondo tempo. Poche cose da sottolineare. Solo i 3 cambi del Palermo e i 2 del Catania e il tiro di Chiara Dragotto terminato tra le mani di 32. Qui lancia di innescare proprio la numero 9 Di Stefano, protegge benissimo il pallone, si porta a casa un calcio di punizione. Rivediamo qui la chiusura di Pierini e poi sarà travolta la numero 23. Calcio di punizione dunque per il Catania. Fallo effettuato da Desiree Chirillo. Lancio di Papaleo, ancora a trovare Young, che però non riesce a confezionare il possesso. Cancilla contro Gaglio, Cancilla sulla retta via per Dragotto, bravissima Pietrini a chiudere. Non riesce però a far ripartire il possesso del Catania e il contropiede. Cancilla all'indietro. Qui Young dopo Leto. Dopo un batti e ribatti alla fine ne gode Musumeci. Basilotta non trova il pallone, allora riparte il Palermo con Coco che punta l'avversario. Coco prova a rientrare, vince il rimpallo, poi alla fine non riesce a passare e a superare Gaglio. Riparte il Catania, palla in avanti dove corre la giovanissima Musumeci. Priolo prima di lei, è rimessa laterale per il Catania. 62esimo 63esimo minuto sul cronometro. Catania 1 Palermo 1. Eccole inquadrate Young e Priolo. Rimessa affidata a Musumeci. Andrà lunga, chiude la difesa del Palermo. Poi Cammarata si riprende il pallone, prova a sgusciare via. Bravissima Tarantino a far ripartire il Palermo. Occhio al Palermo con Dragotto. Poi Piro non trova il corridoio per Coco. Si scusa con le sue compagne. Qui prova a rincorrere Papaleo. Infatti non c'è stata una deviazione della calciatrice rossoblù. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per Elisabetta 32. Qui reclamano un tocco di Papaleo, soprattutto Piro e Coco.
il signor Andrea Reali di Foligno. Detto che è rimessa qui, questa inquadratura non si vede benissimo, forse con la coda dei capelli l'ha presa. Il possesso comunque ce l'ha Coco, che prova ad alzare il pallone alla ricerca di Dragotto, esce con le mani alte Elisabetta 32, che ora fa salire il suo Catania. Ci sono ancora tante alternative dalla panchina, ambo le parti. C'è Vitale, Visalli per quanto riguarda il Catania, c'è Ficano invece, Cracchiolo per il Palermo. Qui Basilotta non trova asciutto, buona copertura di Leto. Allora Tarantino, Ilenia Viscuso, Bruno, bella trama del Palermo, alla fine si perde all'ultimo. Qui Sciuto ritorna dal fuorigioco, calcio di punizione allora per il Palermo, 64-30 sul cronometro. Più divertente il primo tempo che il secondo, non tante azioni, non tanti affondi né del Catania né del Palermo, che se la squadra di Pipitone ci ha provato di più nella ripresa rispetto al Catania. Qui Cammarata in avanti, ancora lettura perfetta di Priolo. Poi prova a correre Tarantino, alle prese con Fiorile. C'è l'intervento falloso? No, è rimessa laterale per il Palermo. Intervento allora pulito della numero 5, che comunque ha fatto una grandissima gara. Qui arriva lo spiovente in area, non indirizza bene Desiré. E poi alla fine il pallone rimane lì per Dragotto, Coco scivola! E trova il gol il Palermo con Ilenia Viscuso, sorpasso della squadra di Pipitone, è 1-2. Ha fatto tutto benissimo Dragotto, secondo assist in questo derby. Dopo il gol di Diana Coco arriva il piattone di Ilenia Viscuso, è 2-1. Si è fatta trovare impreparata la difesa di Alderisi, ha punito Ilenia Viscuso al 66esimo. Cambi per il Catania, ecco la Vitale, prende il posto di Musumeci, gioca una carta offensiva qui il tecnico rossoblù. Beatrice Vitale, che ha fatto già male il 22 settembre al Palermo, segnando il definitivo, anzi no, il primo gol momentaneo 1-0, è stata Cammarata poi a segnare il definitivo 2-0. Qui a terra di Stefano, calcio di punizione per il Catania. Fallo commesso da Ilenia Viscuso. E qui non si prendono tanto in simpatia di Stefano con Diana Coco. L'arbitro riporta la serenità in campo. Viene lì anche Piro dire qualcosa alla numero 23. Calcio di punizione per il Catania. Papaleo. Soltanto 2 maglie rosso-blu all'interno dell'area di rigore. Batte Basilotta in avanti, chiude ancora benissimo la retroguardia del Palermo. Poi ancora Basilotta, prova a far correre sulla zona mancina del campo Cammarata. Assist troppo lungo per la numero 10, rimessa allora per il Palermo. Siamo giunti a metà della seconda frazione, Catania 1, Palermo 2.
sul momentaneo 1-0 di Cammarata. C'è stato il sigillo al 40° di Coco. Intanto qui seguiamo l'azione con Young. Si gira, si rigira, bravissima Priolo a togliergli il pallone e a lanciarlo in avanti. Chiude poi Papaleo, si lotta sulla zona sinistra del campo, rimessa per il Palermo. Dicevamo 1-1, siglato Diana Coco su assist di Dragotto, e poi 2 minuti fa ancora sull'assist della numero 9 il sigillo di Ilenia Viscoso. Rimessa Palermo. Piro prova ad allungare la traiettoria per Coco, che non riesce a tenere il pallone in campo. Allora Papaleo con le mani asciuga il pallone e non trova Sciuto. Allora riparte il Palermo con Dragotto. C'è il taglio di Cancilla, l'ha vista Dragotto, Cancilla arriva più tardi di 32. Cercava il terzo assist di questo pomeriggio Chiara Dragotto. Qui Cancilla contiene benissimo Fiorile, si lamenta in un colpo subito in testa. Provano almeno a chiarirsi le due. Rimessa per il Palermo. Palla in avanti, non riesce a confezionare Ilenia Viscuso. C'è stato il pressing di Di Stefano. Rimessa allora per il Palermo. Ancora Di Stefano a toccare. Pallone però giunge sui piedi di Dragotto. Ancora Di Stefano che non riesce a confezionare. Allora Dragotto si viaggia sulla destra con Piro, che viene anticipata da Papaleo. Porta a casa comunque la rimessa laterale. Che andrà a battere Gippetto. Che al derby di andata è andata vicinissima al gol nel primo tempo con un gran destro che ha trovato però i pronti guantoni di 32. Cancilla, arriva lo spiovente in aria, Gaglio chiude. C'era sulle sue spalle Dragotto, se non ho visto male, che sperava che quel pallone passasse. Invece ancora una ottima lettura di Gaglio. Rimessa Catania. Papaleo in avanti, chiude Gippetto, poi subisce il calcio di punizione Young. Gara molto fisica la sua. Ha lottato tantissimo contro la difesa del Palermo. Qui è stata atterrata in maniera irregolare. Allora Basilotta, Di Stefano. C'è il taglio di Fiorile. Pallone però che giunge sui suoi piedi solo ora. Fiorile sulla destra, prova a rientrare, chiusa. Allora prova a ripartire Cancilla. Lei insieme alle sue colleghe non riescono però a impensierire la difesa della Catania, che comodamente può ricominciare da 32. Gaglio continua a piovere tantissimo al Massimino. Pallone potrebbe schizzare da un momento all'altro in maniera velenosa dalle parti di Biundo e 32. Il lancio in profondità a cercare Sciuto col destro. Eccola l'occasione per Sciuto al 73° minuto. Raccoglie il traversone al centro del campo. Bel passaggio filtrante per la numero 18, per la numero 9, scusate, con il destro calciato largo. Priolo in avanti, chiude ancora Di Stefano, che è entrata benissimo quest'oggi. Young, c'è stato il fallo,
ai danni di Bruno. Fallo commesso da Asciuto. Ora calcio di punizione per il Palermo. 74esimo minuto sul cronometro. C'è il cambio, un altro, il quarto, per quanto riguarda la squadra di Pipitone. Sta per entrare Federica Cracchiolo al posto di Piro, di una grande Piro, mi viene da dire. Battuto il calcio di punizione, qui prova ad arrivare Coco, chiude ancora bene Papaleo, rimessa affidata a Gippetto, poi Di Stefano, arriva in qualche modo sul pallone sulla tre quarti, eccola Cracchiolo, trova un ottimo corridoio, ancora Cracchiolo in avanti, prova a girare il pallone Dragotto, preso il tempo al difensore, poi 32, la tenuta lì Gaglio, Fiorile, lancia in profondità, non calibrato bene però dalla numero 5, che credo che inizi ad accusare la stanchezza, lei che ha corso tantissimo nel primo tempo, sulla fascia destra ha fatto veramente grandi cose, assistita ovviamente da Gaglio e dal lavoro sporco di Picchirallo. Qui possesso per il Catania che non riesce a mandare Vitale in avanti, non filtra il pallone del Palermo e allora può gestirlo Cammarata, palla in avanti, chiude ancora benissimo Leto. Lei e Priolo questo pomeriggio veramente perfette. Possesso Palermo con Dragotto che vuole il destro, chiusa sul più bello da Pietrini. E il Catania che ne esce indenne da questo attacco rosanero. Qui liscia Leto, Priolo a pulire la sporcizia lasciata dalla collega numero 20. Il Catania guadagna metri. Fiorile viene incontro Young. Fiorile. Young non arpiona il pallone. Poi il Palermo non riesce a ripartire. Qui Di Stefano prima di tutti e recupera il pallone. Young si gira, cerca Vitale, chiude ancora splendidamente la difesa del Palermo. Poi lancia in avanti a cercare la corsa di Cracchiolo. Passaggio impreciso. Basilotta non tiene il pallone in campo. E allora 77esimo minuto sul cronometro. Catania 1, Palermo 2. Cracchiolo non arriva ancora una volta sul pallone. Rimessa per Papaleo. Vicina all'ottava vittoria in campionato la squadra di Rosalia Pipitone. Ma da giocare ancora ce n'è e ce n'è anche tanto. Basilotta in avanti, chiude ancora perfetta Priolo, poi Cracchiolo, pallone che fugge dalle parti di Dragotto. Eccola la numero 9 in possesso, gran palla in avanti, si lotta con Coco che prende via il tempo al difensore avversario, conquista un calcio d'angolo. Gran lotta tra la neocapitana Diana Coco e Pietrini. Qui calcio d'angolo per il Palermo. Non salgono però le ragazze di Pipitone. Vediamo se proveranno a giocare il corner corto. No. Allora calcio d'angolo per il Palermo.
Arriva il cross arretrato, alla fine la prende nessuno e poi c'è questo mancino dalla lunghissima distanza che termina tra le braccia di 32, che ora rapidamente prova ad innescare uno dei suoi attaccanti, in questo caso Vitale, non precisissima però, Elisabetta 32. Rimessa per il Catania. C'è Young che viene incontro, il pallone lo tocca Cracchiolo e poi Cammarata. Prima della numero 73 Bruno, c'è stato però un fallo della calciatrice del Palermo e allora calcio di punizione per il Catania. Basilotta. Poco più di 10 al termine. Arriva in area il pallone di Basilotta, fuori misura per tutti e allora rimessa comoda, anzi comodissima per Biundo, che sicuramente farà passare secondi preziosi. Priolo, calato il Catania nella ripresa dopo un primo tempo quasi impeccabile, sporcato soltanto dagli ultimi 10 minuti e dal gol subito di Diana Coco. Qui possesso Palermo, che ora riprova ad alzare il baricentro, ottima chiusura di Pietrini. Poi Cracchiolo, arriva il pallone in avanti, chiude ancora Capitan Pietrini, c'è un altro cambio. Esce Chiara Dragotto dopo i 2 assist per Coco e Ilenia Viscuso. Abbandona il terreno di gioco, al suo posto Francesca Ciampi. Ancora secco di gol la classe 2005, lei che viene dalla primavera di Fiorentina e Spezia. Gli applausi per Chiara Dragotto su questo derby. C'è come il suo zampino, l'assist splendido nel primo tempo per Diana Coco, poi la bella serpentina sulla linea di fondo e l'appoggio facile facile per Ilenia Viscuso. Qui prova a ripartire Sciuto, Gippetto la limita, poi Di Stefano in avanti, esce Leto dalla sua posizione originaria e il Palermo che conquista anche un calcio di punizione battuto velocemente e in fase difensiva. Qui Bruno in avanti, prova a far correre Coco, Coco, ancora Coco, non tiene il pallone in campo. Questa poteva essere una grande chance per la squadra di Pipitone. Ha fatto forse un tocco di troppo Diana Coco. E il Catania allora che può ripartire dalla sua metà campo. Pietrini, Young tiene il pallone in campo, conquista comunque la rimessa laterale. Papaleo, vediamo se Pierpaolo Alderisi dalla panchina sta preparando gli ultimi cambi per cercare quantomeno di portarsi a casa un punto questo pomeriggio. Catania che era ripartito benissimo, che era partito benissimo nel primo tempo, ottima mezz'ora, poi al 40esimo si è fatto recuperare dal pareggio di Diana Coco, poi al 66esimo dal sigillo facile facile di Ilenia Viscuso. Cammarata va ad intrufolarsi verso 2 maglie rosa-nero, non c'è fallo, c'è però Diana Coco, dall'altra parte viene vista la sua compagna, bravissima Pietrini a chiudere e poi Di Stefano ad allontanare. Ora un altro ping pong come quello del primo tempo tra le difese di Catania e Palermo. Alla fine Bruno prova a gestire il gioco, a comandarlo
e a mettere in moto Tarantino, che prova a far viaggiare da quella parte Gippetto, senza però trovare esito positivo. Allora Fiorile non riesce a costruire qui il Catania, squadra molto stanca quella di Alderisi, con Young che si danna invece verso il centro del campo, perde quasi l'equilibrio, poi perde il pallone. Ci sono solo maglie rosa-nero lì al centro del campo. Catania completamente spezzato in due. Bruno, il lancio di Leto dalle parti di 32. 6 al termine. Palla che viene rimessa in movimento e gestita dalla Catania. Qui Sciuto controlla la sfera così e così. E alla fine il pallone lo ha sempre il Palermo. Stavolta non riesce a gestirlo ed a costruire. C'è Papaleo con le mani in zona laterale. Allunga, sfiora Cammarata, poi Sciuto non vince il duello. Un po' di confusione verso la parte destra del campo. Alla fine prova il Palermo a lanciare Coco. Sbaglia qui però il Catania. Possibilità per Cancilla. Trova un corridoio splendido. Pietrini e poi c'è il tocco, il palo del Palermo con 32 che fa suo il pallone. Grande chance per Desiré Chirillo. Mi era sembrata in vantaggio il capitano rossoblù. Alla fine con la punta la numero 19 ha spostato il pallone, ha battuto 32. Il pallone sbattuto sul palo. Allora occasionissima per mettere in ghiaccio il risultato per la formazione di Rosalia Pipitone, mentre Alderisi prepara un altro cambio. Entra Milazzo e anche Suriano al posto di Young. Vediamo un po' chi esce oltre a Young. Partita condita da tanto sacrificio per la numero 67. Esce Fiorile. Dunque Miriam, Milazzo e Suriano. Il pallone però lo ha il Palermo con Gippetto che sguscia via in mezzo a due maglie rosso-blu. Prova il traversone Gaglio con il piattone mancino ad evitare la minaccia. Rimessa per il Palermo. Classe 2000, Desiré Suriano. Lei che è stata presente nel maggio del 2019 nell'ultima partita vinta contro il Monreale, che ha dato l'accesso alla Serie B per il Catania. Lei autrice del gol del 2-0 e del definitivo 5-1. Qui il Palermo non trova tracce interessanti in zona offensiva, rischia un po' Pietrini, sbaglia qui e allora Cancilla dentro per Desiré Chirillo con il destro, calcia fuori. Sta sprecando troppo il Palermo in questo finale di gara. Palla persa in maniera sanguinosa da Pietrini. Cancilla ha fatto tutto bene. Grande partita per lei. Ha corso tantissimo. Clara Cancilla. Papaleo con le mani. Cammarata. Il Catania deve costruire qualcosa, deve portare più calciatrici possibili in zona offensiva se vuole rimettere in equilibrio questo derby. Qui il Palermo intanto ne conquista un'altra di rimessa laterale.
con Gippetto, anche lei è entrata bene a gara in corso. Alza il campanile Ilenia Viscuso. Poi qui Bruno in rovesciata. Subisce il fallo. E allora calcio di punizione comodo per il Palermo. Quando manca poco più di un minuto al termine. Più ovviamente eventuale recupero. Pallone buttato in avanti. Che vola dalle parti di Cracchiolo. La contiene Papaleo. Non c'è il tocco della numero 92. E allora rimessa dal fondo per il Catania. 32, Gaglio. Finta di lanciare. Poi dribbling sull'avversario. Di Stefano. Papaleo. Deve riempire la zona offensiva il Catania con Asciuto. 1-2 con Milazzo, che non si chiude per l'imprecisione di Miriam Milazzo. E allora rimessa laterale per il Palermo. 20 secondi al 90esimo. Anzi 15. Rimessa battuta lunga. Basilotta. Si è sentita poco la numero 7 in questa ripresa. C'è Sciuto. Sciuto in avanti per Vitale. Chiude ancora Leto. E poi Cammarata. Ilenia Viscuso. Qui vince il duello il Catania. Con Basilotta che alza il campanile. Il pallone passa. Vitale fa sportellate con Tarantino. Vitale rimette dentro il pallone. Leto con l'esterno del piede mette fuori. Allora riparte il Palermo. Gaglio prova a chiudere, fa carambolare il pallone addosso all'avversario. E allora il Catania, che in questi minuti finali proverà il tutto per tutto. Sono 5 i minuti di recupero. C'è ancora tempo per la formazione di Alderisi. Qui Leto allontana più che può la sfera. Viene raccolta da Pietrini. Ancora qualche rimbalzo per controllare la sfera al meglio e addomesticare comodo dietro verso 32. Gaglio in avanti con il petto Bruno. C'è lancio verso Sciuto. La contiene ancora benissimo Gippetto. Poi qui una pallaccia però per Leto. Alla fine la perde la palla il Palermo. Poi è bravissima Cancilla a recuperare. Palermo ancora in possesso. Lancio in avanti. Occasione per il Palermo che prova con questo destro. 32. Tiene a galla il Catania. Si dispera il Palermo. Ha tentato Cracchiolo dalla tre quarti con una palla velenosissima che si stava per infilare sotto la traversa. È volata Elisabetta 32. Eccola inquadrata. 19 anni per lei. Calcio d'angolo per il Palermo, che comunque tiene a distanza di sicurezza il Catania. Arriva lo spiovente in aria, prova ad uscire il Catania con Milazzo in avanti. Non c'è nessuna calciatrice del Catania però. Qui sbaglia Priolo. Cancilla rincorre il pallone, lo getta in rimessa laterale. Papaleo in avanti, Cammarata con il petto ancora verso Papaleo. Vitale tocca ma non quanto basta per favorire la corsa di Suriano, che ora travolge la numero 72. Si tratta di Francesca Ciampi. Calcio di punizione per il Palermo. Priolo. Lancio in avanti, il pallone passa. Il Palermo può costruire un'altra chance.
e mettere il terzo gol sul tabellino, che però preferisce far passare il tempo. Pallone che non filtra dentro l'area di rigore, Pietrini allontana, possesso però è sempre rosanero. Tarantino in avanti, c'è dentro l'area di rigore Cracchiolo, qui gestisce Ciampi e guadagna la rimessa laterale ai danni di Suriano. Tarantino, c'è Coco lì vicina, Cammarata protegge la sfera, si prende anche il calcio di punizione, manca un minuto al termine e il pallone ce l'ha il Catania con Basilotta che andrà a battere il tutto per tutto. Non sale però la squadra di Alderisi. Basilotta lancia il pallone verso il centro del campo, solo maglie rosanero. Altro però calcio di punizione conquistato da Di Stefano e allora il Catania ha un'altra chance, sempre con Basilotta. Arriva lo spiovente in aria, il pallone che viene alzato dal Palermo rimane lì e poi Vitale non riesce a girare il pallone in porta. Occasionissima qui per la squadra di Alderisi. Ha lisciato la difesa del Palermo, ma la numero 9 non è riuscita a fare il bis come nella partita di andata. Qui scadono i 5 minuti di recupero e allora finisce qui il derby della Sicilia e del Palermo che supera in rimonta il momentaneo vantaggio di Cammarata grazie ai gol di Coco e Ilenia Viscuso, ma soprattutto grazie a una prestazione di altissimo livello condita da 2 assist per quanto riguarda Chiara Dragotto. Qui esplodono di gioia le ragazze di Rosalia Pipitone che conquistano l'8ª vittoria in campionato e bissano il successo come in Coppa Italia 2-1 lì, 2-1 anche nella gara di ritorno, la terza gara di ritorno del girone C, ovvero la 18ª di campionato. Il Palermo che dunque sale a quota 27 in campionato, mentre invece il Catania, seppur con una gara in meno, rimane a quota 16. È finita quindi la partita tra Catania e Palermo, rimanete con noi perché ci sono le parole delle protagoniste.
Buon pomeriggio Alessia. E innanzitutto io ti faccio i complimenti per il gol e per la prestazione. Buon Ti pomeriggio, chiedo, salve. ti chiedo che partita è stata? Grazie. Che partita è stata? È stata una partita tosta. Tosta perché giocavamo contro una squadra forte. L'abbiamo preparata, abbiamo cercato di prepararla al meglio. Purtroppo, secondo me, abbiamo fatto una bellissima prestazione. Il risultato purtroppo non è stato a nostro favore. Cosa è successo Abbiamo nel cercato secondo di essere tempo? su tutti i palloni, ce l'abbiamo messa tutta. Nel secondo tempo, cosa è successo? È Cioè, una secondo me bella avete domanda. fatto un grande primo tempo, una Ma grandissima mezz'ora, sicuramente, poi nella ripresa forse troppa fatica? sì, poi nel secondo tempo c'è stato un calo. No, no, non penso troppa fatica, forse un calo di concentrazione, più che la fatica, forse un calo di concentrazione, ma soprattutto dopo aver fatto il gol. Abbiamo fatto il gol, ci siamo un pochino rilassate e loro hanno spinto, hanno fatto l'1-1 e di conseguenza noi... Ti vedo No, molto cioè, veramente, dispiaciuta, ti vedo molto me lo vorrei dispiaciuta. spiegare anch'io. Guarda, cambiamo Però so argomento che... se vuoi. Sì, 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 sono... Guarda, cambiamo argomento. Oggi che No, no, emozione è ma scendere in campo al loro erano una Massimino? squadra forte. Scendere in campo al Massimino... Già, dobbiamo dire che è un derby. Il derby si fa sempre sentire al Massimino, al Nesimo, ovunque. Al Massimino ancora di più. Era la prima volta per me che giocavo qui al Massimino. E niente, non si può spiegare, siamo arrivate, già eravamo carichissime, già abbiamo preparato la settimana cariche pensando solamente a questa partita. E peccato, peccato, solo questo purtroppo mi viene da Ti dire. vedo molto Peccato per emozionata. il risultato. Io ti Però sono faccio felice tantissimi per la complimenti. prestazione. Sì. Sono felice per le mie compagne, per la squadra che abbiamo. So che possiamo fare di meglio, si può fare sempre, sempre meglio. E adesso pensiamo alle altre partite. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo per il futuro, Alessia. Grazie, grazie. Buon pomeriggio. Grazie a voi. Adesso lo senti di servizio. Siamo in compagnia di Diana Cococo. Mi Sì, senti? buonasera. Diana Coco. Buonasera Diana. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti. Gran Ora sì. gol, gran derby vinto in rimonta. Che partita è stata? Grazie. Ma bellissimo innanzitutto in questo stadio, bella l'emozione, un'emozione. Infatti si è visto i primi minuti, eravamo un pochino in palla, poi però ci ha scosso un po' il rigore loro, poi ci siamo riprese benissimo e poi il secondo tempo ancora meglio. Cosa significa per una ragazza come te, nata a Catania, vestire la maglia del Palermo, giocare un derby al Massimino? Ma io oramai ha tanti anni che sto a Palermo, la vivo come una seconda famiglia, le compagne, ormai vivo lì, studio lì, per me giocare qua è sempre una cosa magica, no? Sono di qua, però sì, è stata un'emozione unica giocare qua. Gli offrirai Soprattutto un segnare. caffè, un aperitivo o una cena a Dragotto per il gol? Una cena, una cena. Perfetto, grazie mille e complimenti. Grazie a te, grazie, ciao. Grazie.